Esattamente, la nostra zona, 7.500 ettari tra i 15 comuni tra Conegliano e Valdobbiadene, è una zona matura per quanto riguarda la produzione. Il compito adesso dei viticoltori, dei produttori del Prosecco superiore è quella di raccontare nel mondo ai consumatori quelli che sono gli elementi di valore di quest'area, la pendenza, la bellezza, la vocazionalità, la storia, la cultura del saper fare, che fa sì che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore diventi un'eccellenza italiana nel mondo e che i consumatori, quando conoscono e conosceranno quest'area, chiaramente saranno disposti a riconoscere sempre più un valore aggiunto, visti che i costi di produzione sono estremamente importanti. Una sostenibilità a 360 gradi, ci deve essere una sostenibilità economica, ci deve essere una sostenibilità sociale, i 5.500 persone che lavorano attorno alle aziende del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore testimoniano questa sostenibilità sociale, e chiaramente ci deve essere una sostenibilità ambientale proprio per continuare a dare valore a questo territorio, a questo bellissimo territorio che è candidato a diventare patrimonio culturale UNESCO. Si è parlato di sostanze che sono autorizzate dalla normativa nazionale e che il protocollo viticolo che abbiamo introdotto dal 2011 sconsiglia, proprio perché il nostro obiettivo è quello di rendere un territorio sempre più sostenibile. Significa anche fare una viticoltura con i prodotti che hanno basso impatto ambientale. È proprio un processo culturale che vogliamo diffondere nel territorio per essere una eccellenza viticola a livello mondiale.